Storia di voi fa tappa in un atelier artistico. Siamo a San Donà di Piave in via Tiepolo e siamo nel laboratorio d'arte di Artisti Oltre l'Accademia, un'associazione che propone appunto una serie di laboratori d'arte. Qual è l'attività di questa associazione? Adesso ce lo spiega il presidente Renzo Perissinotto. Allora, presidente, qual è la vostra attività, soprattutto la vostra realtà quando è nata? 2019 siamo nati come associazione culturale, no profit, e degli amici si sono ritrovati, accomunati dalla passione per l'arte. Volevamo fare qualcosa, abbiamo deciso di creare questa associazione con dei maestri, di creare dei corsi, dei percorsi artistici di comprensione dell'arte, ma anche di stare assieme fra persone che hanno accomunati dalla stessa passione. Ecco Presidente, adesso poi con le nostre telecamere andremo un po' in giro per il vostro laboratorio, ma ci vuole spiegare, voi avete diversi corsi, dal disegno all'incisione, ma soprattutto chi può venire a imparare da voi? Può farlo chiunque? Tutti assolutamente, chi sente questo bisogno di avvicinarsi, ma anche chi ha già fatto un percorso scolastico o artistico, quindi alla fin fine all'interno dei nostri corsi troviamo tutte le età, li accogliamo e cerchiamo di creare a ognuno un percorso più adatto. C'è chi comunque ha già un suo percorso, ha già fatto il liceo artistico, quindi vuole magari rientrare in un ambiente dove c'è un confronto sull'arte. E quindi So che siete una cinquantina, diciamo, attualmente di persone. Sì, una cinquantina che piano piano siamo ripartiti da zero, quindi nel 2019 siamo partiti, poi stoppati nel 2000 come tutti e adesso abbiamo ripreso da settembre dell'altro anno e la risposta delle persone è stata estremamente positiva, c'è un bisogno da parte delle persone di ritrovarsi, di fare qualcosa assieme, di vivere anche esperienze di questo tipo sull'arte e continuare a fare un percorso. E alla fin fine noi ci siamo trovati e siamo contenti di essere ritornati in auge. È stato difficile perché poi in questi 2 anni è stato uno stop per tutti. Credo che alla fin fine questi tipi di attività creano società, creano una comunità e quindi siamo felici di essere ritornati, di avere questa possibilità di fare dei corsi non soltanto di pittura, di grafica, di incisione, di disegno e di calligrafia anche. Queste sono tutte cose che noi proponiamo ai nostri soci, fatti da maestri che sono estremamente bravi e comunicativi e simpatici, per poi alla fine ci interessa anche di avere un ambiente accogliente e diciamo equilibrato, sì. Qui con me c'è Moreno Fortunato. I sandonatesi hanno avuto modo di recente di vedere le sue opere esposte in Galleria Civica. Oggi però lo intervistiamo non nel suo ruolo di artista, ma nel suo ruolo di docente. Siamo nell'aula di pittura e Moreno è proprio l'insegnante di pittura. Come si insegna l'arte? Come si insegna a dipingere? Questa è una domanda difficile, ancora più difficile è insegnare a dipingere. Non è facile insegnare a dipingere, anche perché ogni allievo ha il suo metodo e il suo sistema di lavorare e quindi entrare, tra virgolette, nella sua testa, entrare nel metodo suo di lavoro non è da tutti e quindi capire bene cosa lui voglia esprimere non è sempre facile. Si cerca di capire un po' quale potrebbe essere la sua corrente artistica magari più appropriata e in quel caso assieme, sempre meglio, assieme si incomincia a lavorare cercando di fare qualcosa di interessante che rispecchi anche un po', tra virgolette, l'arte contemporanea. Una lezione tipo, io arrivo qui, stiamo 2 ore a dipingere. No, staremo 1 ora e mezza a discutere prima e dopo eventualmente faremo una mezza oretta di prova. Nel frattempo stiamo a vedere cosa riesco a capire
di quello che abbiamo discusso assieme. Così percepisco se sei, tra virgolette, più portato a un discorso classico, a un discorso astratto, a un discorso contemporaneo o più legato al passato. E poi cercheremo di, come dicevo prima, di fare assieme un qualcosa che possa essere interessante. In realtà, Moreno, questa più che una scuola la potremmo definire a questo punto un laboratorio artistico. Certo, questa è nata proprio con l'intento di essere un laboratorio artistico dove ognuno viene anche, tra virgolette, a passare qualche ora, a passare del tempo in compagnia di amici, in compagnia di artisti che sono noti e meno noti e a mio avviso si esprime appunto nell'intento del suo desiderio. Quindi non seguiamo dei protocolli veri e propri come potrebbero essere le scuole accademiche, però cerchiamo di essere più liberi, di far fare all'allievo anche ciò che lui desidera e che vuole esprimere. Ci siamo spostati all'interno del laboratorio e ci troviamo in particolare nel laboratorio di incisione grafica con il maestro Pedro Lava. Maestro, cosa state facendo? Beh, in questo processo è il processo di stampa di una acquaforte, okay, su lastra di zinco. Questo è un processo di stampa che viene realizzato su carta di cotone previamente messa in acqua, okay, e realizziamo una serie di copie un modo di riuscire a fare una tiratura dello stesso motivo. Adesso mi sposto perché il maestro deve azionare questo macchinario particolare. Questo è un torchio a praticamente trazione diretta con doppio rullo e come potete vedere è abbastanza forte la pressione che viene esercitata sul torchio. E dopo la lastra passa sotto il torchio e si sta quindi incidendo. Si sta incidendo, adesso la carta sta attraverso la pressione fatta dai torchi, sta prendendosi tutto l'inchiostro che io adesso ho messo attraverso una piastra calda e una palletta e una serie di strumenti. Abbiamo fatto tutto il processo di inchiostramento della lastra e adesso possiamo vedere l'elemento finale della stampa. Eccola qua. E questo lo riconosciamo tutti, è il nostro bellissimo fiume, il Ponte della Ferrovia con il fiume sacro alla patria. Grazie al maestro Pedro. Vogliamo ricordare che oltre a lei e a Moreno che abbiamo intervistato ci sono anche altri insegnanti, li citiamo nella scuola. Certamente, nella nostra scuola abbiamo diversi corsi. Abbiamo il corso di disegno che lo fa la maestra, l'insegnante Elisabetta Mariuzzo. Dopo abbiamo il corso di calligrafia che lo fa la insegnante Annalisa Fermo e come avete già visto anche abbiamo il corso di pittura avanzato, contemporanea. Dopo abbiamo anche un altro corso di pittura base, praticamente per il misto degli artisti, comprende un po' la parte del disegno, pittura e tante altre cose. Dopo abbiamo il corso di incisione e praticamente abbiamo tutta la settimana un bel po' di lavoro da fare. Grazie e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa nuova puntata di Storie di Voi. Vi ricordo, contattateci tramite la nostra pagina Facebook, il nostro indirizzo mail, se avete delle storie da segnalare, delle attività, delle associazioni da presentare, volentieri Storie di Voi verrà nella vostra sede.